regionali il primo vero grande appuntamento per la Democrazia Cristiana Nuova? Ma la Democrazia Cristiana ha già fatto alcuni appuntamenti importanti. Il primo in assoluto l'abbiamo fatto qui a Favara, dove è stato il primo partito nella coalizione amministrativa. Si è ripetuta a Palermo, dove ha fatto un grande risultato prendendo più voti della Lega e di tanti altri partiti. Adesso la coalizione ci ha chiesto un contributo importante e noi lo stiamo facendo delle liste straordinariamente giovani e importanti in tutta la Sicilia, e qui a Favara c'è un candidato giovane, bravo, che sta facendo il suo lavoro in una maniera straordinariamente buona, con coraggio, con passione e con tanto rigore morale. La Democrazia Cristiana sceglie di essere un partito della gente, torna in mezzo alla gente come si vede stasera, fa del suo ideale una scelta politica che mette a disposizione delle persone e delle istituzioni. Il Presidente ha l'obbligo di presentare un programma, ma qual è il primo punto della Democrazia Cristiana? Ma il primo punto della Democrazia Cristiana è la buona politica, perché buona politica significa lavorare perché l'ambiente di questa terra venga rispettato, e la prima cosa da fare saranno i termovalorizzatori, perché dobbiamo ripulire la Sicilia, che è diventata purtroppo un'immondizzaia a cielo aperto. La buona politica significa spendere le risorse dei fondi comunitari del PNRR, perché significa fare investimenti, fare lavorare le imprese, dare lavoro alle persone e mettere in moto un meccanismo virtuoso di economia. Buona politica significa occuparsi della sanità, perché gli utenti abbiano sempre la disponibilità di poter avere un servizio sanitario integrato tra pubblico e privato, che dia loro la possibilità di fare degli esami senza fare lunghe file e di ricorrere alle cure ospedaliere al massimo della qualità. La buona politica significa pensare che ai nostri figli, sui quali abbiamo investito per farli studiare, possano avere la possibilità di rimanere in Sicilia per lavorare. Salvatore Fanara, dopo l'impegno un po' più ristretto delle comunali, adesso si cerca il salto di qualità alle regionali. La tua motivazione, ma soprattutto la tua decisione? La mia motivazione è facile, è semplice, è stato il popolo a chiamarmi e io come sempre rispondo a gran voce. Io penso di rappresentare tanti giovani della mia provincia, ma in primis della mia città, perché Favara è quella che mi ha sempre dato voce, forse mi ha sempre premiato. Non è vero che la politica, la gente si allontana dalla politica, perché purtroppo, ahimè, e mi dispiace dirlo, sono i politici che fanno allontanare le persone. Io sono un giovane di quelli che molti mi dicono: Salvatore, ma sei coraggioso? E veramente sono coraggioso, perché purtroppo ci sono dei vecchi lupi, in giro ci sono solo tragedie, ma la politica non è fatta solo di tragedie, la politica è fatta anche di gente per bene, che ha voglia di impegnarsi, e io sono uno di quelli. E grazie a tutti voi, e in primis voglio ringraziare il popolo favarese, perché c'è qua tantissima gente, tanta gente che affida in me la voglia di portare avanti Favara e la provincia di Agrigento.